Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi parlerò del grande Giove. Giove infatti, e lo conosciamo benissimo, è un astro nel cielo, un bellissimo pianeta e lo conosciamo senza dubbio per quello che riguarda il discorso astrologico. Perché appunto viene nominato e definito il grande Giove? È proprio perché è tra tutti ritenuto il dominatore planetario più generoso e più fortunato, cioè il massimo apportatore di fortuna nel cielo di una persona. Per quanto riguarda il discorso magico, dunque, Giove entra sicuramente in gioco laddove, chiaramente durante la ritualistica planetaria, si vuole ottenere un accrescimento di qualsiasi tipo, a maggior ragione di natura economica finanziaria, ma non esclusivamente in quella direzione, perché Giove rappresenta l'abbondanza in generale. Dunque è un astro che elargisce moltissimi doni, ma del quale c'è moltissimo altro da dire. Intanto il nome stesso, Giove, se si riflette un pochino sulla fonetica di questo nome, si può risalire a Yahweh, Giove, Yahweh. Dunque va ritenuto sicuramente un'emanazione fra le più importanti anche all'interno del discorso cabalistico. Infatti Giove viene tradizionalmente attribuito e correlazionato alla Sefira Cesed, cioè sarebbe la Sefira legata all'amore incondizionato, all'amore, la compassione. Infatti è sicuramente un astro che notoriamente va a toccare determinate porte della consapevolezza e della conoscenza e non solo, dunque anche determinate corde emotive. Voglio ricordare, non so per quanti non lo sapessero, è sicuramente la prima volta che se lo sentono dire, altri probabilmente studiando la Cabala lo hanno già sentito e dunque faccio riferimento al fatto che a livello della struttura dell'albero cabalistico le prime tre Sefirot, scusate, che sono le Sefirot della parte alta dell'albero, sono collegate al mondo dei pensieri e, e dunque le restanti invece Sefirot, le altre sette, sono collegate al mondo delle emozioni. Infatti Giove rientra nel mondo delle emozioni e all'interno di queste sfere di influenza Giove è sicuramente uno degli astri più elevati. Tanto per cominciare, sia a livello mitologico che effettivamente a livello emotivo, Giove è il grande contrastatore di forze molto più negative, diciamo così, quali ad esempio Saturno e Marte. Mitologicamente, infatti, Giove era l'unico in grado di contrastare il padre Cronos. Infatti, non so se ricordate la storia di Cronos che divora i figli, e l'unico che riesce a salvare tutti e a sconfiggere il padre è stato proprio Giove. Dunque Giove è anche in grado di enormi sacrifici per amore degli altri, perché comunque per amore dei fratelli ha rischiato grandissimamente in prima persona. Dunque è la generosità vera e propria, è sicuramente il canale attraverso il quale tutte le cose si manifestano e sono possibili. Cabalisticamente, infatti, Cesed, cioè la Sefira legata all'amore e alla compassione, è la Sefira dalla quale ha preso il via la creazione. Ma
Questa creazione non sarebbe stata possibile senza una forza contrapposta che è Gevurah, cioè il Marte, diciamo così, che è un po' l'antagonista guerrafondaio della situazione. Ma la realtà è che non impone un atteggiamento guerrafondaio, ma un atteggiamento di contenzione, in quanto l'amore non ha barriere, l'amore può essere riversato ovunque, su qualsiasi persona o cosa, in ogni circostanza e dunque senza un qualcosa che delimiti questa forza incontenibile della creazione amorevole, la creazione non può prendere una forma, perché appunto l'amore non ha una forma. Che cosa dà la forma all'amore è la forza contrapposta che è proprio il rigore. Dunque, con la controbilanciatura, con il controbilanciamento del rigore, l'amore crea. Senza questo controbilanciamento l'amore semplicemente viene elargito così, ma non trova una finalizzazione. Dunque questo ci spinge a riflettere poi anche su altri aspetti del famigerato amore incondizionato. È un amore che però senza un rigore e una contenzione è un amore che si disperde e che non ha una finalità precisa. Tornando a Giove, dunque, in quali casi, in quali ambiti ritualisticamente viene chiamato in causa? Beh, notoriamente per le vincite. Dunque, tutti quelli che vogliono fare affidamento sulla fortuna avranno con sé sicuramente un talismano di Giove oppure avranno fatto dei lavori, non necessariamente tutti, ma quelli più scafati e più addentrati nel mondo esoterico, senza dubbio non si sono persi un talismano o un sigillo di Giove. Ma non solo, il sigillo di Giove o il talismano di Giove o comunque la ritualistica legata a Giove apre porte molto importanti anche riguardo all'ambito della conoscenza esoterica. Addirittura vi faccio un esempio molto semplice, uno dei sigilli salomonici legati proprio a Giove viene tradizionalmente considerato come un sigillo che era in possesso di Giacobbe quando fece il famoso sogno della scala, dove in questa scala appunto c'era una serie di angeli che salivano e scendevano e che collegavano il piano terreno al piano spirituale, ai regni superiori. Dunque è chiaro che Giove ha una funzione straordinaria e molto molto importante, ben al di sopra di quello che è immaginabile. Dunque sarà importante non solo conoscere in che modo influisce sull'aspetto fisico, ad esempio può essere appunto una curiosità sapere che influenza la perdita eccessiva o l'aumento eccessivo di peso. Dunque quando attraversa il nostro cielo in determinati settori, ma non solo, anche quando attraverso la presenza di Giove sulle costellazioni su cui influisce in modo diretto, come ad esempio Pesci e Sagittario, non come ad esempio Pesci e Sagittario, sapere appunto che avremo a che fare con questo dominatore in alcuni momenti della nostra esistenza chiaramente ci mette in guardia ad alcune cose, perché quando lo avremo contrario dovremo fare attenzione un po' a problemi con il riposo, agli eccessi, a determinati vizi. Quando invece è favorevole è chiaro che ci influenzerà in modo molto positivo anche per tutto quello che riguarda la volontà di studiare, il desiderio di apprendere, di accrescere, ma anche di aiutare gli altri e così via.
Insomma, sicuramente approfondiremo ancora il discorso di Giove, per quello che riguarda, lo approfondiremo senza dubbio ancora avanti. Per il momento io intanto vi ringrazio per essere stati con me e avermi seguito fino a qui. Vi rimando al prossimo appuntamento con la prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard.